Giovedì 26 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Subito l'attualità, maxi sbarco di migranti a Lampedusa. Nella notte è approdato un peschereccio di 25 metri con quasi 350 migranti, per la maggior parte egiziani, pakistani e siriani. Ebbene, hanno raccontato, una volta che sono stati soccorsi dalla motovedetta della Capitaneria di Porto della Guardia di Finanza, hanno raccontato di avere pagato tra 4.000 e 8.000 euro ciascuno per la traversata. Ecco che cosa significa gli scafisti, che poi non si vedono, rimangono quasi tutti, come racconta il film di Garrone, Io Capitano, rimangono in Africa. Intanto dalle nostre parti, a Palermo, è stata scoperta la fabbrica dei falsi redditi di cittadinanza. La Guardia di Finanza ha sequestrato un CAF, è finito ai domiciliari il gestore che avrebbe truffato lo Stato per 620.000 euro, quasi 100 gli indagati. Vediamo. La truffa era stata studiata a tavolino e andava avanti ormai da mesi. Ad architettare tutto l'insospettabile titolare di un CAF. Francesco Tuttoilmondo, 47 anni, era impiegato anche della società partecipata della regione siciliana SAS Servizi Ausiliari Sicilia. La Guardia di Finanza di Palermo lo ha arrestato con l'accusa di aver falsificato la documentazione, facendo ottenere il reddito di cittadinanza a decine di famiglie che non ne avrebbero avuto il diritto. Un'impiegata comunale che aveva respinto la richiesta di denaro per agevolare la pratica lo ha denunciato. Dalle indagini è emerso che anche un altro impiegato avrebbe segnalato la documentazione falsificata, che veniva sempre dallo stesso CAF, e Tuttoilmondo gestiva quel CAF nel quartiere palermitano dell'Arenella e predisponeva documentazione ritoccata per fare il cambio di domicilio. Così venivano creati fittiziamente i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza. Per la concessione del sussidio non si dovevano superare soglie reddituali del nucleo familiare e non avere parenti condannati per gravi reati. Secondo gli inquirenti la truffa avrebbe fruttato 620.000 euro, 93 persone sono indagate, 53 di queste avrebbero indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. Con i documenti falsi stilati da Tuttoilmondo, che oliava gli ingranaggi della burocrazia e cercava di corrompere dipendenti comunali con regali e denaro per tentare di velocizzare l'iter amministrativo, si otteneva il cambio di domicilio. Così si presentavano i certificati falsi di residenza, dichiarazioni di iscrizione anagrafica ai finitari e contratti di locazione. Secondo le indagini, Tuttoilmondo, adesso ai domiciliari, riceveva per ogni pratica un compenso economico. Il suo CAF faceva parte del circuito ACLI, ma 2 anni fa i vertici dell'associazione avevano deciso di cessare ogni rapporto di collaborazione con lo stesso, invitandolo a rimuovere anche l'insegna ACLI. Uno youtuber originario di Alcamo ha plagiato e violentato un tredicenne, questa è l'accusa, lo avrebbe adescato online nel mondo dei videogiochi. È finito nei guai Davide Favaloro, meglio conosciuto come Favarigna33, accusato di violenza sessuale, appunto, è stato arrestato a Rimini. Particolari in questo servizio. È finito in carcere con accuse pesantissime il noto youtuber trapanese Favarigna, il giovane youtuber seguito da quasi 1 milione di utenti della rete. La notizia ha subito fatto il giro del web. Su di lui accuse pesantissime, violenza sessuale nei confronti di un tredicenne, molestie e minacce nei confronti del ragazzino e della mamma. Favarigna è stato arrestato dagli investigatori della squadra mobile di Rimini. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Gli agenti della questura di Rimini hanno notificato all'indagato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP riminese Manuel Bianchi. Lo youtuber sarebbe accusato di aver adescato online il tredicenne con più condotte nel tempo, di averlo manipolato fino a compiere atti sessuali e lo avrebbe anche minacciato di morte, arrivando pure a molestarne e minacciarne la mamma. L'indagato è difeso dall'avvocato Gaetano Vivona del Foro di Trapani. In mattinata c'è stata la perquisizione e il sequestro di materiale in casa dello youtuber. Stanno effettuando delle perquisizioni e sequestrando del materiale nella disponibilità del mio assistito, ha detto Gaetano Vivone. Il mio assistito sarà poi accompagnato in carcere a Trapani e qui avverrà l'interrogatorio di garanzia. Il giovane 21enne avrebbe agganciato il tredicenne di cui avrebbe abusato in una chat di gioco online della PlayStation. Secondo le indagini degli investigatori della mobile, la loro amicizia era poi passata nelle chat di una piattaforma di
dedicata ai giocatori e infine era arrivata nelle conversazioni private. Sempre secondo le indagini, lo youtuber aveva attirato l'attenzione del ragazzino usando i protagonisti di un gioco online, poi si era fatto pressante fino al punto di andare a Rimini, dove è rimasto una settimana, e incontrarlo dal vivo. In un'occasione gli avrebbe estorto prestazioni sessuali in un hotel della città romagnola. Era stata la mamma del ragazzino ad accorgersi di quanto stesse accadendo scoprendo i messaggi molesti sul cellulare del figlio. La donna aveva prima affrontato direttamente il 21enne dicendogli di stare lontano dal figlio, poi aveva sporto denuncia alla Polizia di Stato. Ne parlano i quotidiani, Angelo? Ne parlano sia quelli regionali che quelli, diciamo, nazionali. Allora vediamo insieme non le prime pagine, ma proprio la pagina che viene dedicata dal quotidiano La Sicilia proprio alla vicenda. YouTuber orco abusa di tredicenne, questo è il titolo scelto. Davide Favaloro, 21 anni, originario di Trapani, nel Trapanese, è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di un ragazzo e di minacce alla madre del minorenne. Lo aveva adescato online, ma c'è di più, perché poi c'è anche una sorta di identikit. Per avere follower sfruttava anche le tragedie, e quindi ci sono anche altri approfondimenti che vengono per l'appunto, diciamo, riportati dalla Sicilia. Caccia di follower tra le mura di casa, sognando lo status e probabilmente i guadagni, chiaramente anche la visibilità di un vero influencer. Suon di video sensazionalistici su finti scoop. Insomma, una vicenda che nasconde, evidentemente svelerà altri particolari. Questo per, diciamo, questa vicenda di carattere di cronaca. Poi invece siamo alla prima pagina della Sicilia, dove rivediamo per l'appunto la notizia riportata già subito in prima: Rimini, youtuber siciliano, plagia violenta ragazzo tredicenne. Ma ci sono tantissime altre notizie di cronaca. Sempre a Sortino, voleva 100 euro per ogni funerale, è stato arrestato il parroco, ce ne siamo occupati nella giornata di ieri. E poi intanto, sempre sulla prima pagina, la super cupola qui non esiste, inchiesta smontata, siamo praticamente a Milano. A Milano, Le altre notizie, cominciamo dalle vicende che riguardano le pensioni, i salari, scontro aperto, Meloni sfida opposizioni e veleni, maggioranza compatta, andiamo avanti. Poi ancora Sgarbi indagato per il governo e un'altra grana, approfondiremo. Quindi è indagato? È indagato. Poi c'è questa bella fotonotizia in prima pagina con una storia che ha dell'incredibile. Il dottorissimo disoccupato, è un uomo di Canicattì con 13 lauree, si racconta: non trovo lavoro e sono indigente, rischio di essere un cattivo esempio. Queste le sue parole. Sulla prima pagina sempre della Sicilia, ricorderete certamente le vicende di ieri, l'inchiesta della Sicilia, e allora ci sono le parole: poca trasparenza, Salvini chiarisca il ruolo di Enac sugli scali siciliani. All'interno ci sono altri particolari. Poi per chi ama il calcio, per gli appassionati della squadra del Catania, psicodramma, questo è il titolo scelto stamattina dalla Sicilia. Solo 1-1 in casa dell'ultima, Tabiani torna a rischio, esonerano. Questa è la prima pagina della Sicilia. Approfondiremo magari più avanti con una mini, diciamo, rassegna dedicata allo sport, perché ieri si è giocato anche nelle coppe europee. Il Ministero intervenga su Enac, chiarisca su controlli e controllori. Inchiesta della Sicilia, sindacati e Dem sollecitano risposte sulla gestione degli scali. Sì, l'inchiesta era cominciata sulla ASC Holding, e adesso vedo che c'è questo, diciamo, lato su Enac che prende corpo. E quindi, insomma, scopriremo, sviluppi. Avremo certamente nei prossimi giorni altri sviluppi. Poi ancora torniamo alla cronaca, perché ne abbiamo parlato ieri: 100 euro per ogni funerale, arrestato il parroco della Chiesa Madre, Don Vincenzo Capra, accusato di estorsione, sorpreso mentre incassava la somma dai titolari di pompe funebri. Questa è la vicenda. Poi la sanatoria
ne abbiamo parlato anche, la sanatoria per le abitazioni a ridosso proprio delle coste, case entro 150 metri dalla battigia. Per il deputato regionale Giorgio Assenza, primo firmatario dell'emendamento, non si tratta di cementificazione, gli ambientalisti sono sul piede di guerra. Intanto il provvedimento sarà in aula il prossimo 7 di novembre. Ne abbiamo già parlato, faceva avere il reddito di cittadinanza a chi non aveva i titoli, è stato arrestato, impiegato. Abbiamo già sentito anche le ultime notizie. E poi, vedi, la notizia che arriva da Milano, inchiesta di Milano. Il consorzio delle mafie non esiste, il GIP di Milano smonta inchiesta su un patto tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra e respinge 142 richieste di arresto su 153, il ruolo dei siciliani nel sistema criminale lombardo. Questo è il dato che viene fuori, ma su questa vicenda scrive anche la Gazzetta del Sud. L'antimafia chiede 153 arresti, il giudice ne concede solo 11. DDA e Carabinieri ricostruiscono un'alleanza su affari, droga ed estorsioni, ma per il GIP l'organizzazione di fatto non esiste. Veramente Quindi, sconcertante questa decisione del GIP. e poi se ne occupa però Repubblica, ma ha un taglio diverso. Repubblica. Le 3 mafie unite a Milano per i cantieri dell'ecobonus. Qui si fanno gli affari veri. Max inchiesta della DDA durata 3 anni, ma il GIP smonta tutto. Solo 11 arresti dei 153 richiesti. Il mistero dei pizzini trovati a casa dell'uomo di Matteo Messina Denaro in Lombardia. Quindi sono stati trovati altri. È un peccato che poi è la magistratura di Milano, vero? Mi pare che abbia smontato questa inchiesta importante. Vabbè, ragazzi. Andiamo avanti con le altre notizie e a questo punto siamo sulla prima pagina dell'edizione di Repubblica Palermo. Il centrodestra condona gli sfregi all'ambiente. Rivolta di opposizioni, Legambiente ed ANCI contro l'emendamento che sana le abitazioni abusive costruite in riva al mare. La Regione insiste anche su trivellazioni e discariche. E poi vedete l'intervista alla sindaco di Carini. Ho demolito 300 villette, la legalità è anche decoro, questo dice il sindaco di Carini. E poi sono delle belle storie che vengono raccontate nelle pagine interne, dai barconi al campo di calcio, il riscatto di Elton e Boubacar. Sono ragazzi arrivati sul barcone, adesso giocano a calcio in Italia, e il reddito di cittadinanza ne parla anche qui, all'Arenella, la fabbrica dei sussidi falsi, sulla prima pagina di Repubblica, che all'interno va ad approfondire proprio quest'ultima notizia. Reddito di cittadinanza in un CAF dell'Arenella, la fabbrica dei falsi, un arresto, 93 indagati, ottenere requisiti fittizi costava 500 euro. L'inchiesta della Guardia di Finanza per la denuncia di un impiegato comunale. Da lì è scattata questa. Uno zelante impiegato comunale, bravo. E poi ancora, se ne è parlato nei giorni scorsi, ma si continua a parlare ancora di ludopatia. Combatteremo la ludopatia nelle scuole. Questo è, diciamo, il rapporto del DASO e quindi bisogna fare qualcosa, perché l'anno scorso l'Italia ha speso in giochi d'azzardo tantissimo, ma proprio tantissimo, investimenti, diciamo, a questo punto il Servizio Sanitario Nazionale in qualche modo vuole intervenire, deve cercare una soluzione o tentare di trovare una soluzione. Delle pagine di Repubblica Palermo siamo adesso sul Giornale di Sicilia, perché il titolo è "Un reddito per tutti, è stato arrestato". E questo... Il Giornale di Sicilia fa dei bei titoli ultimamente, molto... Le trame per falsificare documenti e far ottenere il beneficio statale a decine di persone. La denuncia di una dipendente dell'anagrafe smaschera la truffa del gestore di un CAF. E meno male, insomma, che ci sono anche dipendenti dello Stato che sono davvero ligi al dovere. E poi vedi le intercettazioni: se mi dà la Postepay metto un regalino che rimane tra di noi. Ah sì, certo. Così, tanto come per... no. Poi ancora,
Abusi sessuali su un minore, youtuber arrestato, e torniamo sulla notizia che abbiamo sentito, abbiamo visto anche con il servizio. A Sortino 100 euro per un funerale, il sacerdote è finito ai domiciliari. E poi c'è una notizia che riguarda invece Sferracavallo, 60 giorni per l'allaccio alla fognatura. In più punti risultano allarmanti le analisi delle acque. Poi foto notizia con Marina Berlusconi che tende la mano, comunque sponsorizza la Meloni, Marina con Giorgia, capace e coerente. Queste sono le parole, la figlia di Berlusconi, retroscena inventati sul caso Gianbruno. E si torna anche sull'inchiesta Sgarbi, poltrona in bilico, bufera al Ministero, e ci saranno chiaramente altri risvolti. Siamo adesso in chiusura per quanto riguarda questo primo segmento, andiamo alla Gazzetta del Sud, che ha un'apertura che riguarda la città di Messina, la via Don Blasco all'ultima curva. Cosa significa questo? A Natale potrà essere percorsa dalla Zir fino a via Santa Cecilia, è uno sbocco verso il waterfront a Messina, è quindi un'importante arteria che finalmente viene completata. Ti ricorderai della vicenda a Spadafora, la data di ripetizione della prova degli esami della maturità. Gli esami si rifaranno il 9 e il 10 di novembre. Ecco. Il provvedimento ha fissato la data della ripetizione delle prove orali della maturità 2023 per gli 11 studenti del liceo Galileo, già annullate a settembre per le anticipazioni WhatsApp di una docente dopo la scelta del TAR. Un clima di tensione che va ricomposto per la serenità dei ragazzi. Poi le vicende internazionali, Netanyahu, l'invasione ci sarà, scintille con Erdogan, discorso del premier israeliano alla nazione, Tel Aviv per l'offensiva attende i missili americani. C'è una copertura, uno schermo in modo tale da evidentemente essere protetto da eventuali altri attacchi. E allora andiamo nelle pagine interne per parlare proprio della città di Messina. Nasce la commissione Ponte, un'occasione di confronto. Sarà composta da tutti i consiglieri comunali, ascolterà senza pregiudizi le ragioni dei sì e del no alla grande infrastruttura. Quindi c'è tanta voglia di democrazia da questo punto di vista e di partecipazione per la città di Messina alla struttura sul ponte, il ponte sullo Stretto. Mi fermo qui per la rassegna stampa regionale. Benissimo, allora facciamo una breve pausa, state con noi, fra pochissimo i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano, che riprende con la rassegna stampa nazionale. Sì, ricominciamo da Repubblica, perché Repubblica è in primo piano, così come quasi tutti comunque i giornali nazionali, il conflitto in Medio Oriente. Erdogan sta con Hamas, il presidente turco si smarca dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea sui fondamentalisti, non terroristi ma patrioti, e annulla la visita a Gerusalemme. Netanyahu pronto all'intervento, dopo parleremo delle responsabilità, anche le mie, e Biden dice all'Iran basta attacchi. Questo è, diciamo, l'invito. Conte in piazza con i pacifisti, la Schlein inaccettabile, cori antisemiti. Poi vedi, c'è un reportage a Ramallah, la ricetta di Fatah per il futuro di Gaza, con Maurizio Molinari che scrive per l'appunto, accompagnato anche da questa foto notizia. Poi per l'economia non ci sono buone notizie. Poveri assoluti, crescita record, sono 5,6 milioni in Italia, un numero davvero impressionante. 10% siamo. Si parla del MES, Bruxelles sferza il governo, ora la ratifica, e quindi questo MES torna sempre alla ribalta, una manovra all'insegna del provvisorio. Questo è invece il commento su quella che è la finanziaria che è stata varata dal governo. Adesso invece il Corriere della Sera, la stretta sulle pensioni, Salvini boccia quota 104, quindi nuove tensioni da questo punto di vista. Alla maggioranza, sì. E attenzione a questa notizia, fisco
verifiche dirette sui conti dei debitori. Questo è inquietante, eh? Cosa significa? Che il fisco potrà entrare direttamente sul conto corrente e verificare se c'è la disponibilità oppure no per quelli che sono praticamente i debitori. Non mi sembra bellissimo. Ecco, questa è... Mi sento sorvegliato, che dici? Direi. Sgarbi, bufera su 300.000 euro, caso compensi. Ah, ecco. E lui dice querelo. Querela. Però è indagato, avevamo detto. Meloni, alleati compatti, Marina nega gli attriti. Queste sono le schermaglie e intanto, tornando al Medio Oriente, Israele prepara l'invasione, Netanyahu gli ostaggi priorità, Erdogan shock, Hamas sono dei liberatori. Il leader parla alla nazione, anch'io risponderò per il 7 di ottobre, Gaza allo stremo, il giallo del carburante. E poi c'è una fotonotizia, eccolo qui, Mbappé che è praticamente un fenomeno, trascina il Paris Saint-Germain, mette nei guai il Milan, stiamo parlando ovviamente della Champions, brutta, durissima sconfitta. Perso anche la Lazio ieri sera comunque, per restare in tema, non è andata benissimo alle formazioni italiane, sconfitta dunque anche la Lazio in Champions. La Stampa, prima pagina con fotonotizia, titolo principale, eccolo qui, Erdogan sta con Questa Hamas. è una brutta notizia. Certamente, anche perché, insomma, ricordiamo che la Turchia fa parte della NATO e quindi ci sono equilibri particolarissimi. E poi, vedete, ci sono degli approfondimenti, la Sharia del sultano turco, il doppio gioco del Qatar, Hebron, la futura Gaza, si disegnano nuovi scenari, si disegnano nuovi, chiaramente, equilibri anche nel Medio Oriente. Poi la politica con la Meloni, che è stata piuttosto dura ieri, nonostante insomma non abbia vissuto settimane serene. Il ritorno della Meloni, fatevene una ragione, restiamo 4 anni. Questo è quello che dice la Meloni, quello che ha detto la Meloni. E poi le paure di Mediaset, Marina, stimo Giorgia, e ancora il caso Ricci Gianbruno. Non è paragonabile a quello Segre, sei mandi, così insomma si scrive. Prelievi dai conti degli evasori, torna qui in primo piano. Riscossione automatica per chi non paga le cartelle, pensioni anticipate stangata da 100 euro al mese, perché chi va via prima, chi lascia il lavoro prima, perde in pensione 100 euro al mese. Queste, stiamo parlando sempre di una bozza di manovra. Adesso siamo su Avvenire, Erdogan si schiera con Hamas, liberatori e non terroristi, questo è Avvenire, con fotonotizia che accompagna diciamo, la vicenda. Poveri si nasce e si diventa. Quindi attenzione, perché si ritorna al dato che abbiamo già diciamo accennato, in povertà assoluta 5,6 milioni di cittadini, in aumento, più 350.000, l'8,3% delle famiglie. Pesano inflazione, precarietà e casa. La miseria si trasmette fra generazioni, mentre l'aumento dei prezzi ha messo in ginocchio molti nuclei con figli. Questa è la fotografia impietosa della nostra Italia. Adesso il Fatto Quotidiano, 2 le notizie: Netanyahu, invaderemo Gaza, ma attenti, ma attende però i missili e teme l'Iran, attende i missili americani per evitare nuovi attacchi. Sgarbi, scaricato da tutti, mente su leggi e rimborsi. Premere San Giuliano verso il ritiro delle deleghe. Secondo il Fatto potrebbe essere licenziato dal governo. Questo è quello che dice il Fatto Quotidiano questa mattina. Adesso il Messaggero, fisco, accesso diretto ai conti correnti degli italiani. Anche questo, controlli più facili, saranno semplificati anche i pignoramenti. Quindi mi pare che c'è poco da stare tranquilli. Pensioni, tagli futuri per maestre e sanitari. La Lega ora va in pressing su quota 104. E poi l'altro tema della giornata: Marina Berlusconi spegne le polemiche, stimo la Meloni come politico e quindi smentisce qualsiasi frizione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Israele, entreremo a Gaza, Netanyahu la data è già stata decisa, poi fa autocritica, Tel Aviv aspetta i missili americani, l'Iran benedice il vertice Hezbollah, Hamas, Jihad, quindi un bel gruppetto quello lì, un bel gruppetto. I terroristi, ostaggi, cibo e vie di fuga per liberarli, quindi chiedono, ci sono già delle indicazioni.
Brutta notizia di cronaca, violenza ai Navigli, manager stuprata e filmata dal branco. È successo ancora? a Milano, la donna è stata abusata in un locale, indagini chiuse, 3 giovani verso il processo. Che brutta storia. Bruttissima storia. E poi la Lazio si perde, Europa amara, il Feyenoord domina 3-1, Champions in salita. Oggi si gioca però Roma-Slavia per l'Europa League, mentre invece c'è da segnalare, e qui non viene riportata, la sconfitta del Milan con il Paris Saint-Germain. Adesso leggiamo anche il giornale, caso Gianbruno, Marina scende in campo, questo è il titolo del giornale, il numero 1 di Fininvest, retroscena inventati, stimola Meloni, fake news sul calo del titolo in borsa. Queste sono, diciamo, le sue affermazioni. Sgarbi, solo bugie, esistono 2 San Giuliano, inchiesta sul critico, il ministro lo scarica. Cioè dice, da una parte mi accusa, dall'altra mi difende, insomma. Insomma, un po' strana, no? E poi c'è il delirio di Erdogan, Hamas liberatori, Netanyahu pronti a invadere Gaza. Su tutti i giornali stamattina, diciamo, c'è questo fatto in evidenza. Invado avanti, foto notizia sul manifesto, bombardare non basta, Gaza sarà invasa via terra. In un messaggio alla nazione il premier Netanyahu ignora ogni monito, spegne pause, tregue e cessate il fuoco. E dopo il caso Gutierrez Israele apre un fronte contro l'ONU, niente più visti, diamogli una lezione. Quindi è una guerra anche diplomatica a 360 gradi, non solo, diciamo, non solo quella vera sul campo. Libero ha un titolo particolarissimo. Vediamo. Il Mullah Dibba, dalle 5 stelle alla mezzaluna. Il video di Di Battista contro Israele spopola il Medio Oriente. Ora l'ex grillino è diventato l'idolo di tutti i fanatici del pianeta. Ma dove l'hanno scovato? Cioè, Di Battista ormai non se lo fila più nessuno. E qui, vedi, ci sono alcuni frammenti, alcuni frame di... sottotitolati in arabo, vedi com'è arrabbiato. È molto arrabbiato. Molto e poi arrabbiato. Una notizia che riguarda Roma, il PD porta all'asilo la follia gender, la circolare di Gualtieri, decostruire gli stereotipi di genere tra i bambini. C'è un attacco da parte del giornale. Il giornale oggi è molto affilato. Stamattina è davvero non risparmia nessuno, assolutamente. E poi ancora qualche altro titolo. Il Tempo, il governo zittisce la sinistra, vertice a Bruxelles, Meloni interviene alle Camere, maggioranza compatta, fatevene una ragione, poi l'affondo a Conte. Non vi vedrete mai rincorrere altri leader al bar. No, non mi vedrete, chiedo scusa, rincorrere altri leader al bar. Al Consiglio europeo il Premier evidenzierà il nesso tra migranti e jihadisti, quindi evidentemente avrà già... il rischio che arrivino con i barconi. Poi stasera c'è Roma-Slavia, parliamo di calcio, questa volta il Feyenoord stende la Lazio, finisce 3-1 e la Champions si complica per la squadra di Sarri. E poi lasciamo anche il Tempo, c'è l'Osservatore Romano, continua a sperare in percorsi di pace, il Papa rinnova il suo appello per il Medio Oriente, l'Ucraina e le altre regioni che sono ferite proprio dalla guerra. Queste sono le sue parole. Ancora altri titoli, però, visto che abbiamo un minuto, credo, prima di fermarci, un paio di minuti, e oggi abbiamo detto si tratta... è un giorno post calcio, giornata calcistica. Allora io partirei, visto che abbiamo la possibilità, dal Catania e da quanto è successo ieri, perché la Sicilia è particolarmente dura questa mattina. Il Catania toppa con l'ultima, il Monterosi pareggia al 94esimo, ora la crisi si fa davvero grave. Troppe leggerezze, si fanno male di Carmine e Marsura, i rossarazzurri passano grazie a un clamoroso autogol, ma subiscono nei minuti di recupero il pareggio laziale e quindi c'è il timore che possa tornare di nuovo a rischio la panchina di Tabbiani. Allora invece i fatti a carattere internazionale e anche nazionale, Buio Milan, il titolo della Gazzetta, Mbappé show, rossoneri travolti 3-0 a Parigi, il fuoriclasse trascina il Paris Saint-Germain, diavolo ancora 0 gol, Calabria noi troppo sbilanciati, Pioli replica a volte si perde lucidità, disastro Lazio col Feyenoord e si infuria Sarri, questa diciamo è la sintesi. Poi per quanto riguarda invece i fatti nazionali, Inter Juve, lo scudetto siamo noi,
come a dire, insomma, corriamo insieme e ci siamo in questa corsa. Milan, vedi Mbappé e cadi. Questo è il titolo scelto dal Corriere nelle pagine interne. 3 gol dal Feyenoord, Lazio fragile e distratta e la strada qualificazione si complica. È ancora più esplicito stamattina invece il Tempo. Lazio affondata, Champions League, i bianco-celesti cadono a Rotterdam e lo stadio olandese resta un tabù, il girone si complica. Questa è la situazione, abbiamo dato anche un'occhiata a quelli che sono i fatti di sport di questa giornata. Molto utile, molto importante. Bene, ci fermiamo qui con i giornali, tra poco il Tempo, vediamo che tempo c'è e poi il primo dei nostri ospiti, i primi dei nostri ospiti sul caporalato. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Situazione dinamica sul nostro territorio nella giornata di giovedì, specie nella seconda parte della giornata. Saranno possibili fenomeni sui settori settentrionali ma anche su parte del centro. Situazione meteo tranquilla al sud e sulle isole maggiori. Inizialmente sulla Sicilia il contesto si presenterà un po' variabile. Avremo in effetti qualche piovasco sui settori settentrionali ma in rapido esaurimento. La giornata si presenterà parzialmente soleggiata in un contesto climatico che si manterrà ancora mite. Giornata poi di venerdì all'insegna del bel tempo grazie all'alta pressione che ancora una volta dominerà la scena meteorologica, garantendo tempo stabile assolato con cielo sereno o al più lievi velature in transito. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente tenderanno a guadagnare qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Lo ricordo ancora, tutti i giorni prima del telegiornale c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30, naturalmente su questa rete, su Antena Sicilia. Abbiamo 2 ospiti cui diamo il benvenuto: Alessia Provvidenti, coordinatrice dello sportello stranieri del Polo Sociale Integrato di Catania, tra poco scopriremo di che si tratta, e Domenico Palermo, che è direttore del progetto Percorsi Individualizzati di uscita dallo sfruttamento. Più o meno l'argomento l'avete capito, intuito, si tratta di lotta al caporalato e di sostegno anche ai migranti individuati come risorse, come persone, no? Sì, perché sono una risorsa. Il fatto stesso che sono sfruttati sul piano lavorativo significa che sono una risorsa importante per la nostra economia. E in questo periodo di guerra in Medio Oriente è facile scivolare nel luogo comune, con i barconi arrivano anche i potenziali terroristi. Quindi. Questa mi sembra una cosa che non è intanto dimostrata proprio sul piano statistico, no? Esatto. Sono casi molto isolati che non credo che possano essere generalizzati. Adesso il 20 avete acceso i riflettori, è vero, su questo tema dello sfruttamento dei appunto migranti in particolare e quindi del caporalato. Com'è andata? Sì, esatto, il 20 ci siamo riuniti presso i locali della biblioteca dove c'è stato appunto un convegno dove si sono riuniti diverse sigle sindacali, sindaci di tantissimi comuni che hanno aderito al protocollo e hanno firmato un patto per l'inclusione proprio su questa tematica, sullo sfruttamento lavorativo e la lotta al caporalato. Ecco, quindi se non sbaglio i comuni sono grosso modo credo 25, sì. Comuni del Catanese, che hanno firmato un protocollo d'intesa per fare che cosa? Per mettere in atto una serie di azioni di prevenzione contro lo sfruttamento lavorativo del personale, soprattutto straniero, ma anche per cercare di sensibilizzare le imprese a un uso diverso del lavoro degli stranieri che diventa indispensabile. C'è nella nostra provincia, purtroppo dobbiamo dirlo perché partiamo da questo, un fenomeno molto consistente, soprattutto in alcune zone dell'Etna e della piana di Catania, dove soprattutto nella stagione invernale, quindi quando c'è la raccolta degli agrumi in particolare e la vendemmia, si concentrano in veri e propri accampamenti improvvisati
migliaia di persone straniere che vengono sfruttate proprio dal punto per la raccolta dell'uva, per la ce ne raccolta siamo delle occupati arance. noi, naturalmente come tutti gli organi di informazione. Voi proponete un polo sociale integrato, per fare che cosa? Quindi per affrontare questo problema in che modo? Sicuramente per aiutare e supportare questi lavoratori stagionali, questi migranti, nelle richieste di permesso di soggiorno, quindi vengono fatte informative legali, vengono supportati all'assistenza sanitaria, all'orientamento scolastico. Perché poi voi mettete in evidenza una cosa che spesso non viene ricordata, che questi poi, se non vengono sostenuti in questo modo, se ne vanno. Il problema vero è questo, altro che arrivano con i barconi, i terroristi, eccetera, cose che non esistono. Può capitare, appunto, ma chi li individua? Arrivano lì a centinaia. Il problema è che se ne vanno e noi li lasciamo andare. Poi la verità è questa, anche se non dovremmo farlo, però... Anche se negli ultimi tempi si registra una tendenza che è non legata molto strettamente alla stagionalità dei raccolti e delle produzioni, ci sono veri e propri accampamenti che cominciano a diventare stabili, soprattutto in alcune zone. Il problema è che dove sono, per esempio? Soprattutto nella zona di Scordia e nella zona di Paternò, Adrano, Biancavilla, ma anche nella zona dell'Etna si cominciano, zona di Castiglione, si fanno i loro centri abitati, si stanno facendo. Ma diciamo che sono veramente delle situazioni di ghetti veri e propri, cioè improvvisati, senza servizi igienici, senza acqua potabile, senza il minimo indispensabile per vivere. Perché altrimenti, se non ci fosse gente come voi, le amministrazioni, diciamo, si girerebbero dall'altro lato. E stiamo cercando proprio di sensibilizzare i comuni. Il fatto che 25 comuni abbiano aderito al protocollo d'intesa è un segnale importante, perché significa non chiudiamo gli occhi di fronte a questo fenomeno, che è un fenomeno, voglio dire, oggettivamente utile per la nostra economia. Però cerchiamo di garantire condizioni minime di sicurezza e di igiene. Spieghiamolo bene, perché c'è bisogno di questa, noi la chiamiamo forza lavoro, un modo un po' brutale per dire, ha bisogno di questi lavoratori. Diciamo, manodopera. È vero? Sì, sì. Il problema è che questa intermediazione illecita, perché ricordiamolo, il caporalato è per la legge italiana un reato. Certo. Cioè, perché significa sfruttare il lavoro degli altri per guadagnare soldi. E quindi, che significa caporalato? Quali violazioni di legge ci sono? Di tutto, perché tu utilizzi gli altri come strumento di lavoro da cui guadagni tu soldi. Senza norme, regole, assolutamente, salari. Assolutamente. Non sono contrattualizzati, non rispettano i diritti dei lavoratori. E quindi questo è il Dalla rischio. Paga a tutto il resto. Mentre noi abbiamo bisogno di questa manodopera, perché poi parliamo immigranti, però poi in realtà la realtà è che abbiamo bisogno. Perché sono persone che, ripeto, senza le quali soprattutto la nostra agricoltura soffrirebbe tantissimo, ma non soltanto l'agricoltura, perché pensiamo a tutto, per esempio, il lavoro di cura nelle famiglie, assistenza ai disabili, assistenza agli anziani. Senza le persone straniere che accudiscono le nostre famiglie, probabilmente lo Stato si dovrebbe far carico di tanti servizi che in realtà pubblicamente poi non sono erogati. Non ce l'ha. E quindi il progetto va avanti, stava avendo risultati concreti? Sì, abbiamo individualizzato, abbiamo preso in carico circa 400 beneficiari dall'inizio del progetto ad oggi. Il progetto si concluderà il 31 di ottobre con la previsione di un nuovo progetto nella futura annualità. E questo significa che, come dire, in qualche modo voi fronteggiate questo rischio sia di caporalato che di abbandono, diciamo, dei migranti in questi centri. Noi aiutiamo i migranti che vogliono uscire da questa situazione di sfruttamento, spesso schiavitù vera e propria, a denunciare e quindi a tutelarli attraverso una serie di misure. Ma aiutiamo anche le imprese che vogliono fare lavoro di qualità a uscire da queste situazioni e a essere riconosciute come imprese modello. C'è una rete del lavoro agricolo di qualità che è stata istituita dall'INPS, per esempio, nella quale molte imprese potrebbero essere iscritte.
e potrebbero essere incentivate a farlo soltanto se le amministrazioni locali, per fare un solo esempio, quando fanno gli bandi per le mense scolastiche richiedessero questo requisito. E invece no. E invece no. Stiamo cercando di sensibilizzare i comuni anche in questo senso perché, ripeto, un lavoro agricolo di qualità significa prodotti sicuramente di qualità sulle nostre tavole e sulle mense scolastiche, ma anche nel rispetto dei diritti umani e del lavoro autonomo. Vantaggio per tutti naturalmente, ma questo sportello stranieri del Polo Sociale Integrato di Catania è, come dire, di un'istituzione pubblica o è un'iniziativa di voi volontari? No, è un'iniziativa generosi? pubblica finanziata dalla Commissione europea, dalla Regione Siciliana, che è stato aperto grazie all'intervento del Comune di Catania e che in questo ultimo anno si sta estendendo anche alla provincia, alla città metropolitana. Quindi ha sede in via Passo Gravina a Catania, Via Passo Gravina, numero 19, dove tutti coloro che hanno bisogno di essere aiutati in un percorso di regolarizzazione che riguardi i titoli di soggiorno, ricongiungimenti familiari, l'inserimento lavorativo e quant'altro, possono trovare dei consulenti a loro disposizione. Bisognerebbe riuscire ad avere, come dire, un rapporto diretto forse con i migranti. Loro sono informati di questo, sono organizzati, hanno strutture. Noi abbiamo coinvolto in questa cosa anche le associazioni degli stranieri che sono presenti a Catania, ma c'è anche un numero verde a cui si può chiamare. E com'è il numero verde? Diciamo? Adesso vabbè, poi non lo ricordo. Quando lo ritrovate poi c'è un numero verde a cui si può chiamare, ma c'è anche un numero verde che riguarda un helpdesk proprio anticaporalato che è gestito a livello nazionale ed è uno strumento importante. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha riconosciuto questo progetto Supreme, perché si chiama così, Sud protagonista nelle emergenze, e che è diventato una buona prassi e che sarà riconfermato per la prossima programmazione. Buono. Quindi è una cosa molto utile che speriamo venga... Vi facciamo tanti complimenti, vi ringraziamo. Poi se volete darci i numeri di telefono, assolutamente dopo anche, come dire, li se daremo li potete noi. far passare per essere con noi. Grazie a Alessia Provvidenzi, grazie a voi. Domenico Palermo, complimenti per quello che fate e grazie anche per averci aperto, come dire, uno squarcio su un mondo che molto spesso non conosciamo bene e di cui sentiamo parlare e ripetiamo sempre i luoghi sono comuni. i cosiddetti invisibili. Invisibili, ma sugli invisibili poi si costruiscono leggende, luoghi comuni e storie. Invece c'è gente come voi che fa iniziative molto, molto pratiche e concrete. Complimenti ancora, grazie. E adesso ci fermiamo e poi tra poco parleremo di un bel libro che riguarda il padre del nostro sindaco, che voi tutti conoscete naturalmente, Enzo Trantino. State con noi. Con noi un collega, Valerio Musumeci, collega giornalista, lavora a Focus Sicilia, giusto? Ha scritto questo libro che si presenta come molto interessante, Di padre in figlio negli occhi di Enzo. L'editore è Bonfirraro ed è in sottotitolo Conversazioni sul Novecento e oltre con l'avvocato Enzo Trantino. Quindi benvenuto. Grazie. Questo libro quindi riguarda il padre del sindaco di Catania, che a Catania è conosciutissimo e popolarissimo, Enzo Trantino. Parlare di Enzo Trantino significa parlare della politica innanzitutto di un secolo quasi, è vero? 70 anni di storia politica italiana, perché l'avvocato Trantino entra alla Camera nel 72, ma già da prima, diciamo dai primi anni 50, inizia con la sua militanza nel Partito Monarchico, diciamo è consigliere comunale in ben 7 comuni, quindi militanza politica davvero dal basso, e poi diciamo la sua storia prosegue a Montecitorio con è stato in tanti sviluppi. 9 legislature, è stato anche sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi.
E dal partito monarchico, come dicevi tu, è passato naturalmente, come tutti sanno, al movimento sociale di Giorgio Almirante. Almirante lo voleva come suo erede, Delfino. Ci sono testimonianze multiple da questo punto di vista, la più importante delle quali è quella di Donna Assunta Almirante, la quale in un libro, un suo contributo scritto con un nostro apprezzato collega Mimmo Calabrò, disse chiaramente che come suo erede, quando Almirante capì, diciamo, di essere arrivato alla fine della sua esperienza politica, avrebbe voluto appunto l'avvocato trentino. Poi le cose andarono diversamente, sia diciamo per volontà dello stesso Trentino, sia per altre vicende politiche, ma di questo ci sono testimonianze assolutamente plurime. Molto interessante. E poi lui ha proseguito con Alleanza Nazionale, la destra sociale e fino alla Meloni, è così? È stato senz'altro un protagonista della destra. Ricordo che nel comizio diciamo, della campagna elettorale per le amministrative del 2023 in piazza Giorgia Meloni ha salutato Enzo Trentino come uno dei padri della destra italiana. Che segno lascia nella storia politica italiana l'avvocato Trentino? Beh, lascia il segno di uno stile che è lo stile dei tempi a cui sicuramente l'avvocato è appartenuto. Viene detto da uno degli intervistati, questo libro contiene anche dei contributi diciamo, di alcune personalità. Ah sì, citiamo già che ci siamo, c'è Salvo Andò, c'è Pietrangelo Buttafuoco, c'è Piero Isgrò, c'è Piranio, il direttore della Sicilia, c'è Luciano Violante e anche numerosi altri. Prego. E dice Salvo Andò nell'intervista che abbiamo fatto e che è inserita all'interno del libro che la cifra di quella stagione politica era un rispetto tra avversari che andava anche oltre diciamo, la forte, anche a volte molto dura contrapposizione politica. Quindi questo rispetto di massima che sicuramente fa parte dello stile degli uomini che hanno segnato quest'epoca. Ma voglio dire che questo libro diciamo, non parla soltanto di politica, parla anche molto di avvocatura. L'avvocato Trentino è stato un protagonista di alcuni dei processi cruciali della seconda metà del Novecento. Vediamone alcuni. L'ultimo delitto d'onore, è esattamente, vero? E quando è stato quello? L'ultimo delitto d'onore che insomma, è un caso che avviene a Catania nella seconda metà degli anni 50. Un professore di Piazza Armerina ammazza il professore universitario della figlia che l'aveva sedotta e in quel caso viene per l'ultima volta nella storia italiana applicata l'attenuante del delitto d'onore, che naturalmente faceva sì che un omicidio di fatto venisse punito con una pena ridicola. Trentino era la parte civile della famiglia della vittima e si batté affinché diciamo, non fosse applicato questo attenuante che era ormai fuori dai tempi, fuori dalla storia. Sono gli anni di divorzio all'italiana, tanto per intenderci, esatto. Insomma la società ha capito che questa cosa va superata. Il delitto d'onore verrà riconosciuto, ma sarà l'ultima volta, poi negli anni '80 il reato sarà abolito. È stato anche tra i protagonisti, tra gli avvocati del maxi processo, quello di Falcone 86-87. È stato anche al maxi processo, lo racconta nel libro, racconta l'atmosfera di quei giorni, la famosa aula bunker, detta anche l'astronave dai cronisti giudiziari dell'epoca perché aveva questi colori verdi eccetera, e ne racconta diversi altri. E poi posso aggiungere, Michele, è anche un libro che comunque diciamo, scende nella cultura, scende anche nella spiritualità, perché come sappiamo l'avvocato è diciamo, protagonista di un'apprezzata rubrica sulla Sicilia che continua a pubblicare settimana dopo settimana e dove ci sono contributi che spaziano anche oltre la realtà politica. Si è occupato di due casi che sono molto gravi ma forse non abbastanza conosciuti, perlomeno a livello nazionale, qui a livello locale sicuramente. L'assassinio cioè, di due colleghi suoi per mano mafiosa, no? Serafino Famà ed Enzo Fragalà. Enzo Fragalà, che sono stati uccisi dalla mafia, no? Assolutamente. Serafino Famà era un collaboratore di studio, il primo sostituto di studio di Trentino, diciamo nella sua esperienza di avvocato, e viene, lo dicono le carte giudiziarie, ucciso da un capomafia locale, diciamo con l'accusa, tra virgolette, di non aver consentito una scappatoia legale che avrebbe alleggerito la pena di questo signore. Cioè, l'hanno punito perché non hai fatto bene il tuo esattamente, lavoro. Esattamente. Lo hanno punito per essersi comportato da avvocato, diciamo, per aver fatto il suo dovere. Enzo Fragalà, diciamo, purtroppo molto recente, qui siamo nel 2010. È un 2010. caso del 2010, fa impressione pensarci, perché con Famà siamo nel 95, ma Enzo Fragalà è stato ucciso nel 2010, la motivazione è molto simile, avere fatto il proprio dovere di avvocato. E questo è un delitto con una morte atroce, perché viene pestato. Sì. È stato con una mazza da golf sotto lo studio. Cosa terribile. Le testimonianze cosa dicono? Quali spiccano fra le tante? Queste
devo dire... tutte interessanti, ma tu citane qualcuna. No, vabbè, mi piace ricordare quella di Pietrangelo Buttafuoco, per esempio, che è un nostro apprezzatissimo collega, che ha raccontato per esempio l'atmosfera del comizio negli anni 70. Il comizio politico in paese era un evento che era qualcosa di particolare, perché andava oltre, come dire, era quasi un rito. Lui è no? di Agira, no? Mi pare. Sì, però diciamo l'Ennese, Leonforte in particolare, Leonforte, il posto dove si teneva poi il comizio, e lui racconta quest'aura messianica, no? Che circondava il candidato che andava lì, raccontava e dava qualcosa di sé alla persona. Poi c'è anche un contributo molto importante di Ruggero Razza, che diciamo, è stato allievo politico e anche diciamo, sul piano dell'avvocatura di Trantino. C'è una testimonianza di Giuliana De Medici, figlia di Giorgio Almirante, che racconta appunto quella stagione. Tutti i contributi che, devo dire, sono un po' la cifra di questo libro e mi aiutano a essere meno ricorsivo, anche se con un protagonista del genere sarebbe stato difficile. Adesso gli fischieranno le orecchie al nostro sindaco di Catania. Avete parlato del sindaco di Catania? Diciamo, correndo il rischio fino all'ultimo con la tipografia, siamo riusciti a mettere dentro anche le elezioni recenti, quelle del 2023, e quindi diciamo, c'è questa ciclicità, perché come tu ricorderai nel 93 Trantino era candidato lui a sindaco di Catania con Enzo Bianco e Claudio Fava nella prima elezione diretta del sindaco, non ci riuscì, arrivò terzo, quindi non arrivò al ballottaggio. 30 anni dopo il destino ha voluto che il figlio diventasse sindaco, quindi c'è una ciclicità. Cosa dice il padre? Molto orgoglioso, occhi lucidi. Occhi lucidi? Ah, bellissimo. Ecco, ma cosa c'è nel sindaco del padre? Beh, sicuramente c'è uno stile, un rispetto alle istituzioni, una consapevolezza, io credo, di cosa significa servire le istituzioni a un determinato livello, e poi direi anche, questo non tocca a me dirlo, ma credo anche un attaccamento abbastanza viscerale alla città. Attaccamento viscerale, questo è molto bello. Come ti è venuto in mente di andare a cercare Enzo Trantino? Beh, è un libro intervista, anche se tu preferisci dire una chiacchierata, mi sì, pare corposa come chiacchierata, perché sono più di 300 pagine. È stata un'idea della casa editrice, in particolare del responsabile marketing Alberto Bonfirraro, che mi ha proposto nell'autunno del 2021, questo è stato un lavoro di 2 anni, di affrontare questo progetto. Poi abbiamo fatto una chiacchierata preliminare con l'avvocato, il quale diciamo, ci ha posto una sola condizione, che non fosse una geografia, che non fosse una celebrazione. Queste sono le condizioni, sì. Vediamo, sì, non doveva essere una geografia. Non doveva essere una geografia, e ci dovevano essere invece quei contributi di cui abbiamo detto, per far sì che appunto fosse un racconto plurale, no? E quindi non soltanto una conversazione a 2 voci che avrebbe potuto correre il rischio di essere, diciamo, autoreferenziale. E quindi da lì, diciamo, ha chiesto lui di avere, ha chiesto anche i nomi? Ha chiesto lui, ha suggerito, ha gradevolmente suggerito alcuni nomi. Beh, benissimo. Che progetti hai? Il prossimo libro? Beh, intanto mi riposo un po', perché è stato un lavoro abbastanza... Ho faticato 2 anni per scriverlo. E poi sicuramente, diciamo, vedremo anche di proseguire magari con questo filone, che è un filone, diciamo, di intervista, ma anche di ricerca storiografica, bibliografica, di racconto, perché il libro è impostato un po' come un racconto, come un romanzo, con dei virgolettati all'interno dell'avvocato, sicuramente delle interviste dei protagonisti di cui abbiamo parlato, ma con un flusso narrativo, vorrei dire, per renderlo anche, diciamo, gradevole a chi magari non è un appassionato, diciamo, di storia e di politica. E il prossimo bersaglio, quindi ancora non ce lo vuoi dire? Adesso vediamo di trovarlo, dobbiamo trovare una all'altezza, però non è semplice. È vero? Non è facile, non è semplice, ma ce la faremo. La qualità del personale politico ti sembra un po' in callo rispetto ai protagonisti? Beh, devo dire che, avendo letto parecchie centinaia di pagine di atti parlamentari, avendo parlato con dei protagonisti, diciamo, di quell'epoca, abbiamo citato Salvandò, Luciano Violante, ex presidente della Camera, presidente della Commissione antimafia nella stagione delle stragi, la differenza si avverte. È vero, sì. Ma in che cosa consiste? Cos'è la cultura? C'è un po' un divario, gap direbbero quelli che... Beh, la cultura sicuramente, le letture, diciamo, il fatto di essere strutturati anche a livello, come dire, personale, culturale, è una cosa che sicuramente si nota. Ma questo Trantino lo dice anche nel mestiere di avvocato, cioè lui sostiene, si parla a lungo dell'avvocatura in questo libro, che un buon avvocato deve essere un avvocato
colto, diciamo attrezzato, che questo diciamo viene riconosciuto dal giudice diciamo in un linguaggio, in una conversazione non parlata, diciamo, no? A livello di sensazione, e che però poi ha la sua importanza nell'esito diciamo delle vicende. La cultura, la conoscenza di tutto ciò che ci circonda, per non usare questa parola difficile, cultura, diciamo, essere informati sulle cose che capitano, e questo è un problema che riguarda anche un po' tutte le giovani generazioni, è vero? Grazie Valerio Musumeci, complimenti per questo bellissimo libro, Negli occhi di Enzo, conversazione sul Novecento e oltre, con l'avvocato Enzo Trantino, Bonfirraro editore. Allora, complimenti, al prossimo libro ti aspettiamo. Grazie, molto volentieri. Grazie ancora. Tra poco parleremo di turismo che va alla grande dalle nostre parti, che te ne dica, malgrado i guai che abbiamo avuto, l'aeroporto, questo e quell'altro, il turismo marcia benissimo, e avremo il piacere di avere con noi l'assessore regionale Elvira Amata. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, torniamo a dare un'occhiata ai giornali, se Angelo è d'accordo. Sì, Michele, c'è una notizia curiosa che stamattina riporta il Tempo, perché c'è un virgolettato attribuito a Salvini. Eccolo qui, giù le mani dal Natale. E che è successo? E Salvini è contro l'Istituto Europeo di Fiesole, che vuole cambiare, pensa, il nome alla festa. E come lo vuole chiamare? Come si chiama? E vediamo un po' il consigliere regionale leghista: se non faranno marcia indietro chiederò la sospensione dai contributi all'università. Gasparri di Forza Italia dice: è un'idea gravissima che ci offende, rimandiamo indietro qualsiasi richiesta di tolleranza a senso unico. Per non offendere, diciamo, i non cristiani, pensano di cambiare nome? Ma qui siamo veramente a... Questo è quello che scrive stamattina la fiera dell'assurdo. Il Tempo, una follia a Firenze, scrive così. È intervenuto anche il ministro degli esteri italiani, e noi siamo fieri del rispetto delle nostre radici cristiane. Ma poi tutti rispettano gli altri. In tutto il mondo si festeggia il Natale. Ma anche noi quando diciamo Ramadan mica lo insultiamo, non è una cosa nostra, però diciamo che c'è il Ramadan, stiamo zitti e non diciamo niente, no? È normale questo. Altre notizie? Sì, dai, abbiamo se ci qualche stai, altra notizia? Sì, c'è un'altra notizia che riguarda invece, questa è un po' più seria, perché c'è la rottamazione delle cartelle, arriva la prima scadenza per la definizione agevolata, c'è tempo fino al 31 di ottobre. Ma mancano pochissimi giorni. Io ti dico, io ho 4 giorni, ragazzi. Le somme dovute si pagano con i moduli allegati alla comunicazione delle entrate. Il 31 c'è la prima rata della rottamazione, lo sappiamo. Per essere chiari. Grazie Angelo. Prego. Allora, adesso passiamo a tutt'altro argomento, parliamo di turismo che va a gonfie vele se non andiamo errati. Ne parliamo naturalmente con l'assessore regionale Elvira Amata, cui diamo il benvenuto, ci fa piacere averla ospite nostra, e avete riconosciuto il nostro Marco Gullà. Allora, è vero che stiamo andando fortissimo anche fuori stagione, ora si usa dire la destagionalizzazione, è così? Buongiorno, assolutamente sì, posso confermare quanto lei sta dicendo, anche perché abbiamo già analizzato i dati davvero confortanti. Da gennaio a settembre 2023 oltre 13 milioni di presenze. Caspita! Abbiamo superato il dato del 2022, quindi registriamo un più 5,8%, ed anche il dato del 2019, che per noi è significativo perché diciamo è il dato pre-pandemico. Prima del Covid. Caspita, complimenti, complimenti a noi e a voi. Grazie. Diciamo che è la nostra isola che si presta bene, ha grandi potenzialità. Basta lavorare, diciamo, con quelle due parole chiave che mi porto dietro: sinergia con i territori e programmazione. Sono più stranieri, più italiani? E poi lascerò la parola a Marco, naturalmente.
E allora anche da questo punto di vista diciamo che per quanto riguarda intanto il concetto di destagionalizzazione, anche se a me non piace molto utilizzare questo termine, preferisco parlare di prolungamento dell'alta stagione. Anche perché è più Diciamo comodo che a ci siamo- dirlo, prolungamento, destagionalizzazione, va bene. No, anche perché diciamo che vedo in questo termine un lavoro di programmazione, diciamo a step. E allora posso rispondere sì, la Sicilia c'è riuscita, in questo senso ci hanno aiutato anche gli stranieri, perché anche per quanto riguarda il dato degli stranieri, diciamo che il primo semestre da gennaio-settembre 2023 noi registriamo un aumento notevole di presenze straniere. Diciamo un più 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 e rispetto a tutto il periodo, tutto l'anno 2022, un più 97,7%. Ma siamo l'altro, sbalorditi da queste percentuali veramente incredibili. E tra l'altro posso aggiungere che proprio gli stranieri cominciano a venire in Sicilia in momenti appunto che non sono di alta stagione, le parlo di aprile, maggio e ancora oggi, cioè noi qua abbiamo una giornata oggi meravigliosa e quindi continuiamo assolutamente a registrare presenze di turisti. Marco, per cui, scusami, diciamo, ti ho tenuto lì un po' in stand-by, perdonami, No, ma avevo piacere di scambiare le prime valutazioni con l'assessore. Ma ero anche io, insomma, molto attento soprattutto ai numeri che l'assessore sta sviscerando, numeri assolutamente importanti, e ti posso dire, Michele, noi tra l'altro insomma qualche giorno fa abbiamo anche realizzato un servizio, come ben ricordi, dalla spiaggia di Mondello, parlando appunto con l'assessore a microfoni spenti dicevamo appunto di questo grande numero di turisti che a ottobre, siamo praticamente al 26 ottobre, sì, affollava la spiaggia sì, in questa giornata. Ma poi l'assessore estiva. ha fatto il bagno poi di nascosto senza dirlo a noi. Diciamo che in questo periodo molto tempo per fare diciamo delle cose piacevoli non mi resta, non ne osi. L'assessore mi diceva appunto che ci sono molti americani che quest'anno hanno scelto proprio la nostra isola. Sì, diciamo che questo per quanto riguarda gli stranieri, oltre i francesi, i tedeschi, registriamo una presenza importante di americani. A mio parere, perché insomma le cose le studio, le guardo i dati un attimo, secondo me molto ha influito per esempio quella produzione dei White Lotus. Che oltre a The White Lotus, che oltre a far atterrare un investimento di 38 milioni nella nostra isola, ha creato questo indotto secondario, e cioè portando nel mondo in visione le location siciliane, in questo caso Taormina, dove è stata appunto girata la serie, ha indotto questi americani a venire di persona a visitare questi luoghi, e sono davvero tantissimi. Taormina quest'anno è stato sold out e sembra, da quello che mi dicono gli operatori turistici, che anche il 24 registrerà una grande presenza di americani. Caspita. Quindi possiamo dire che il cinema in questo caso sta aiutando la Sicilia. Tra l'altro ieri è andata in onda per la prima, credo, l'esordio di Leoni di Sicilia su Leoni Netflix. Di Sicilia, come no? E poi anche il Gattopardo. Gattopardo arriva su Netflix. Al di là dei parcheggi che ovviamente sono un problema in questi giorni di riprese, però insomma possiamo dire, assessore, i numeri sono quelli che contano, e quindi questo cinema, tra virgolette, queste produzioni stanno aiutando anche il flusso turistico. Assolutamente sì, infatti anche i Leoni di Sicilia, ricordo che da ieri è in visione in oltre 90 paesi del mondo, quindi la nostra Sicilia, la nostra meravigliosa terra, sarà vista in 90 paesi del mondo. Tra l'altro devo aggiungere che è un cinema che mi piace, è un cinema che racconta la storia della Sicilia, che fa vedere i bellissimi luoghi siciliani e soprattutto il grande patrimonio artistico-culturale che c'è in Sicilia. Mi riferisco ai Leoni di Sicilia, che ho avuto il privilegio, diciamo, di vedere in anteprima a Roma durante il Festival del Cinema. Veramente un film fatto benissimo, le scene, la recitazione e soprattutto i luoghi messi in risalto, queste bellezze siciliane. Ne sono orgogliosa. Ma voi avete convocato al Ministero un tavolo tecnico intitolato Sicilia, naturalmente con regioni, comuni, categorie. Questa è una novità. Di che si tratta?
Ma diciamo che la novità che sto registrando io è che il governo nazionale, quindi i ministri, lavorano tutti in collegamento con le regioni. Non era mai capitato che un ministro, vedi per esempio la Santanchè, mi riferisco al mio ministro, il ministro di riferimento, ogni atto, ogni decreto legge che pensa e mette nero su bianco lo confronta con gli assessori regionali al turismo, perché sapete, cioè un conto è scrivere un DL, un'altra cosa è capire se può atterrare sui territori, se c'è che quello che è stato scritto può diventare azione, e questo lo puoi comprendere solo se lo confronti con chi sta sui territori, quindi gli assessori, che chiaramente a loro volta hanno un legame, lavorano in sinergia con quelle che sono le amministrazioni locali, quindi i sindaci. Certo. Assessore, adesso vogliamo l'altro risvolto. Noi siamo a posto per quanto riguarda servizi, infrastrutture, accoglienza, diciamoci la verità, insomma, ci sono problemi da questo punto di vista, oppure anche quelle, diciamo, va tutto bene? No, io non dico che va tutto bene, sarebbe assurdo, perché significherebbe non voler lavorare per migliorare, e invece siccome in Sicilia appunto abbiamo questo trend assolutamente positivo, noi dobbiamo guardare di qui a 5-10 anni e quindi lavorare durante questo periodo chiaramente per programmare ciò che manca, cioè eliminare quei gap negativi che ovviamente ad oggi ci sono. E su questo si sta facendo un grande lavoro. Il mio collega Alessandro Aricò, insieme al Presidente, dal punto di vista infrastrutturale, stanno lavorando per ripeto, colmare quei gap negativi che comunque ci sono, anche se la Sicilia, e questo è un altro studio che leggevo in questi giorni, anche se gli aerei sono cari, anche se appunto ci sono difficoltà magari ad arrivare perché i voli non sono tantissimi, in ogni caso continuano a sceglierla. Questo appunto ci fa comprendere quante energie dobbiamo spendere proprio per colmare quei gap negativi, perché veramente possiamo avere dei risultati davvero strepitosi e importanti. Adesso le dico da dire to be continued. Vai Marco. Appunto, verrebbe da dire per continuare a crescere, Assessore, perché adesso dico ci sono dei mesi un po' opachi forse per il turismo, quelli di gennaio, quelli invernali. In questo caso cosa si può fare proprio per cercare quantomeno di riuscire a mantenere un trend sufficiente? Allora, noi abbiamo già lavorato in questo senso, perché, ripeto, io ho guardato molto ad una programmazione che mi portasse verso il prolungamento dell'alta stagione. Io le dico che per esempio noi fino a dicembre abbiamo i treni storici che stanno registrando tantissime richieste, cioè molti turisti utilizzano questi treni, che sono dei treni, ricordo, emozionali, dei treni che ti fanno fare dei percorsi che non sono assolutamente visibili in altra maniera, quindi facciamo scoprire una Sicilia nascosta. Peraltro voglio ricordare che in Sicilia abbiamo pure, dal punto di vista enogastronomico, un sistema ancora più importante per attrarre turismo. Ecco, noi per esempio durante il percorso dei treni storici facciamo assaporare a questi viaggiatori quelli che sono i prodotti di quei luoghi, no? Quindi diciamo che il loro viaggio si conclude con questi, diciamo, a tavola, cioè l'emozione del viaggio noi la facciamo concludere con i nostri prodotti, che gli restano sicuramente nella mente e nel cuore, ed è un altro modo per dire: in Sicilia c'è davvero tutto. L'offerta turistica siciliana è veramente completa, da tutti i punti di vista. Bene, complimenti, grazie all'assessore Elvira Amata. Poi ci risentiremo più avanti per vedere come vanno le cose nella stagione, diciamo, più di flessione, tendenzialmente di flessione, ma ci sono un sacco di iniziative, Towns of Italy, marchio ospitalità italiana, di cui avremo modo di parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ringrazio anche Marco Culano, naturalmente, che è stato, come al solito, il nostro prezioso braccio destro sul luogo. E adesso facciamo una breve pausa e, Assessore, con suo permesso, ci facciamo pure un'assaggiatina, ecco, da lontano. Guardate. Grazie.
Quella dolce a quest'ora ci sta benissimo. Marco, pensaci tu, aiuto! C'è venuto qua un vuoto, invece tu che colmi con il tuo magnifico caffè e questa bellissima tazzina. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Oggi ispirata a Liberty in base all'argomento di cui vi volevo mettere a parte. Ma in ogni caso quella crepe cucinata così dalle manine di Daisy era meravigliosa. Ecco. Comunque ricomponiamoci un po'. Sì, sarà meglio, Allora, sarà meglio. sì. Dunque, allora mi riallaccio proprio al servizio precedente e saluto la nostra bella assessore palermitano Elvira Amata, che ha quasi il mio cognome, ma non proprio, giustamente lei è Amata, io sono Amato, buono per noi. In ogni caso, Ma sai pure il volevo segno mettere dell'assessore? Pure gli fai l'oroscopo all'assessore? No, il segno di Elvira non lo conosco a onor del vero, quindi non so Nemmeno dire io, altro, anche nemmeno se io. la conosco e l'apprezzo come cittadino perché la vedo molto impegnata come Alessandra Ricò e tanti altri proprio in questa opera titanica del turismo, perché Palermo e tutta la Sicilia stiamo vivendo veramente un momento importantissimo e dal 2018, dopo la manifesta e le mostre internazionali, che Palermo proprio sta diventando un polo d'attrazione come tutta la Sicilia, di cui riusciamo finalmente a comunicare la bellezza, e le produzioni televisive sono d'accordissimo che sono proprio un volano molto importante, tant'è vero che oggi parlerò di questo e soprattutto anche da protagonista, perché come diceva anche il buon Gullà, gli unici problemi che porta questo flusso sono proprio quelli di traffico, perché l'astrologo abita proprio a Piazza Marina, dove vengono girate tantissime scene in quanto ci sono degli impianti palaziali bellissimi e non trova parcheggio, però sopportiamo perché comunque è a beneficio di tutti. In ogni caso, oggi volevo raccontare di tre belle catanesi. Vai, Tre belle Marco. catanesi. Non vi sento? No, vai, stavamo sorridendo, diciamo, ridendo della tua simpatia, vai. Sì, vita d'astrologo la chiamo. Benissimo. Oggi abbiamo questo andazzo, vabbè, dai. Beh sì, c'è anche una ragione zodiacale che poi alla fine ti dico. Allora, un omaggio oggi a tre belle catanesi che fanno le attrici e che a Palermo, proprio sotto casa mia, ripetisco, interpretano tre bellissime gattoparde nella serie TV di Stefania, eccole qua. tratta dai libri di Stefania Auci, che è Leoni di Sicilia. Ed ecco abbiamo la bellissima Miriam Leone, Ariete, Donatella Finocchiaro, Scorpione, e la bellissima Ester Pantano, Cancro, tutte e tre molto belle, brave, dotati come attrici. Mi ha molto colpito il fatto che sono due segni d'acqua, Scorpione e Cancro, e un Ariete. Il ruolo di Miriam giustamente presuppone una potenza di fuoco maggiore, quindi Ariete ci sta benissimo, esplosiva. Tra l'altro abbiamo mangiato Miriam anche personalmente, sappiamo che sta vivendo un momento della sua vita professionale e personale veramente intenso e bellissimo, complimenti a lei. Le signore Scorpione mi hanno colpito molto anche perché interpretano dei personaggi in cui il personaggio di Donatella Finocchiaro, che è una Scorpione, è un personaggio di una femminilità più capace, più marziana, più tattica, mentre invece quello di Miriam è più dolce, quello di Esther Cancro, che è più materno, avvolgente, dolce. Si disegnano perfettamente con i personaggi che vogliono interpretare. Brave le signore, brave tutte e tre, ed è proprio zodiacalmente che la luna oggi che transita da Pesci ad Ariete. Oggi è una luna bifasica perché questa giornata è una giornata di transito della luna, il che rende a Miriam, Ariete e a tutti i segni di fuoco una capacità di espressione maggiore, una ripresa vera e propria, quindi finalmente è il momento bello dell'autunno per Ariete, Leone e Sagittario. Più forte l'Ariete, un po' da aggiustare il Leone, il Sagittario ancora rincorre immediatamente perché è il periodo dello Scorpione, quindi quello che c'è nel segno precedente agisce più sul nostro inconscio. La regola zodiacale è
questa, mentre invece segni d'acqua, pesci, scorpioni e cancro se la cavano benissimo per adesso perché hanno la maggiore espressione zodiacale, in particolare i pesci al lavoro dove guadagnano sempre più posizioni di strutturazione, di forza, ma anche nella vita sono diventati più forti e più fulcro di tutta una serie di cose. I cancro esagerano a volte un po' sempre con le emozioni, prorompono, sono un pochettino più instabili, ma anch'essi godono di una grande favore zodiacale per adesso. Scorpione è protagonista assoluto dello zodiaco per adesso, proprio perché i 3 pianeti Sole, Mercurio e Marte che agiscono dentro di lui rendono tutto più creativo, più ironico. Scorpione è anche segno dell'ironia, della comicità, ma anche della grande finanza e del business plan. In ogni caso, per le altre... Prego? No, dicevo, vai bene, è interessante, speriamo bene sì. per la finanza. Benissimo. Per gli aria, Gemelli, Bilancia e Acquario un po' di agitazione, mentre invece i fuoco tendono un pochettino, i terra, voglio dire, tendono un pochettino a oggettivare le emozioni oggi, per cui il Toro non deve confondersi, mentre la Vergine non può razionalizzare. Capricorno deve solo amare perché ha un oroscopo bellissimo e per adesso vive Capricorno. Ragazzi, con la mia bellissima tazzina Liberty e con i miei problemi di traffico vi auguro buona giornata dalla ridente Tanto a Palermo. te, grazie Marco, evviva, magnifica tazzina come sempre. Lo sapevi che il 26 ottobre del 1863 a Ginevra è nata la Croce Rossa Internazionale? Tutto aveva avuto inizio un anno prima con l'idea di Jean Dunant, il comitato ginevino per aiutare i soldati feriti. Nello stesso giorno, ma in Inghilterra, alcuni club sportivi si riuniscono per formare una nuova associazione chiamata The Football Association. Questo momento segna la nascita di un nuovo sport che avrà un discreto successo, il calcio. Bella questa È nato nel 1863, pensa. Sul finire del secolo, 26 ottobre del 1890, nasce quest'uomo, Carlo Collodi, il papà del burattino più famoso della storia. Giornalista versatile, ha affrontato il tema della dispersione scolastica e da qui è arrivato al personaggio di Pinocchio. E ancora, il 26 ottobre del 21, Maria Bergama, Bergamas. No, non lo sappiamo, non abbiamo capito. Vabbè. Comunque questa Maria viene scelta come rappresentante di tutte le madri che hanno perso, abbiamo molto rispetto naturalmente, le madri che hanno perso un figlio nella prima guerra mondiale, le viene affidato il compito di scegliere un soldato caduto nel conflitto che diventerà il milite ignoto, che è onorato, c'è ancora sull'altare della patria a Roma, quando voi andate lì. Una data molto importante per la storia della TV, 26 ottobre 1944 nasce la RAI, lo state vedendo, il monoscopio, non ancora la radio-televisione italiana che conosciamo oggi, ma le radio-audizioni italiane. Nel 1952 iniziano i primi esperimenti televisivi, 2 anni dopo l'avvio delle trasmissioni TV regolari. E poi, 10 anni dopo, 26 ottobre 1954, l'Italia riconquista Trieste, che era stata occupata dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943. Dopo 11 anni di dominio straniero, la città ritorna sotto il controllo italiano. Arriviamo al 26 ottobre del 65 quando i Beatles, i 4 ragazzacci di Liverpool, poco più che ventenni, ricevono direttamente dalla regina Elisabetta, uno dei più importanti onori inglesi, il titolo di baronetti dell'Ordine dell'Impero Britannico. Una decisione che ha scatenato una vivace controversia e ha portato addirittura alcuni componenti dell'ordine a restituire il titolo. Insomma, poi loro hanno raccontato che quel giorno hanno fatto di cotte e di crude, fumando. Non si possono raccontare. Cose che non si possono dire. Vabbè. 26 ottobre 1984, Leonard Bailey, chirurgo statunitense, segna un momento epocale nella storia della medicina, trapianta il cuore di un babbuino nel petto di Baby Faye. Il piccolo paziente era nato con un grave difetto cardiaco. Abbiamo concluso con questa
osservazione 26 ottobre del 2001, Tiziano Ferro esordisce con un album meraviglioso, Rosso Relativo, anticipato dal singolo Perdono, ottiene un successo straordinario, segna un debutto record, rilanciato in 42 paesi, vende oltre 2,5 milioni di copie, rimanendo nelle prime posizioni per oltre 7 mesi e guadagnando 7 dischi di platino. Adesso ci godiamo la canzone che ha dato il titolo a questo straordinario album, è bellissima, Rosso Relativo. Buona giornata, buongiorno Sicilia, a domani.